Per il ciclo Spaesamenti e nuove identità, organizzato dall'Istituto regionale di studi europei di Pordenone, la curatrice Stefania Savocco ha parlato del romanzo Un anno con i francesi di Fouad Laroui. La speciale partecipazione della traduttrice Cristina Vezzaro, che ha curato l'edizione italiana dell'opera, ha permesso di svelare alcuni aspetti importanti della poetica dell'autore e del mestiere di traduttore. Quali difficoltà ha incontrato nella traduzione e come le ha risolte? Fortunatamente era già il secondo libro di Laroui che traducevo, per cui avendo già tradotto una raccolta di racconti avevo già dimestichezza con la sua grande ironia, che è la sua cifra stilistica principale probabilmente. Di conseguenza mi sono avvicinata con più serenità in un certo senso, ma anche con maggiore divertimento a questa traduzione. Mi sono sentita libera di giocare con le parole che lui usa, con i molti calembour, con i giochi di parole, per cui appunto quella che menzionavamo prima, la procession de gueux, la processione di accattoni, che lungo una serie di cambiamenti diventa prima la possessione di limoni, proprio per quei fraintendimenti quasi del telefono senza fili, no? Per cui diventa prima la possessione di limoni, poi la passione ai marroni e alla fine passione dei miei coglioni. Ecco, diciamo che questi sono i giochi di parole con cui ci si può divertire, traducendo un autore che già si conosce ci si può anche veramente sentire liberi di muoversi, sempre poi con la sua approvazione, perché io e lui poi discutiamo sempre le scelte linguistiche che faccio in italiano. Quindi ci si confronta ed è importante il confronto. Per me sì, io ho la fortuna di poter lavorare con lui perché è vivo e quindi in qualche modo alla fine di ogni romanzo, di ogni cosa che ho tradotto sua, ci siamo sempre incontrati, abbiamo confrontato le mie scelte, gli ho chiesto conferma di alcune scelte e lui mi ha sempre dato abbastanza carta bianca, ma appunto serve molto anche per sentirsi autorizzati a muoversi, no? nella lingua che lui imposta, però in italiano. Ci racconta gli anni della sua formazione a Ginevra? Come si diventa traduttori? Allora, io ho finito il liceo a Bolzano, avevo una scelta importante da fare perché facevo anche il conservatorio, dovevo decidere se dedicarmi alla musica oppure alle lingue. In realtà è stata una scelta abbastanza spontanea perché la mia grande passione erano le lingue, per cui ho deciso di andare a studiare proprio traduzione. Sono stata ammessa, avevo fatto domande in diversi posti, ma sono stata subito ammessa a Ginevra, per cui la mia scelta è caduta subito su quell'università che aveva un'ottima fama già allora. Poi ho iniziato subito a fare la traduttrice, prima in Svizzera e poi sono tornata in Italia. E poi negli anni la mia passione per la letteratura è uscita di nuovo, è riemersa e ho iniziato a tradurre letteratura con una semplice prova di traduzione per quella che allora era una nuova casa editrice, ISBN Edizioni. Così è iniziata la mia carriera di traduttrice. Ci racconta la sua attività online. Cos'è Authors and Translators? Allora, Authors and Translators è un blog che ho aperto 3 anni fa in cui ho in qualche modo deciso di raccogliere l'esperienza dei traduttori letterari, che sono notoriamente delle figure poco visibili nel panorama letterario. Pochi lettori a volte sanno che un libro è tradotto, pochi lettori conoscono il nome del traduttore che lavora su un libro. Ecco, io ho deciso di dare in qualche modo visibilità, maggiore visibilità alla figura del traduttore letterario e quindi ho chiesto a moltissimi traduttori letterari. Attualmente siamo più o meno a 170 interviste, mi pare, in Italia e nel mondo, in diverse lingue, sia traduttori letterari sia autori. Ho chiesto loro di raccontarci il loro rapporto con la traduzione letteraria. Quindi agli autori ho chiesto di raccontarci come sono arrivati alla traduzione letteraria, che cosa piace loro fare, cosa piace loro meno del mondo della traduzione letteraria, e agli autori dal canto loro ho chiesto se fanno fatica a vedere le loro opere tradotte in altre lingue, se fanno fatica a lasciare andare le loro opere, no? Se si fidano dei traduttori che traducono i loro lavori, eccetera. Per cui diciamo che ne viene fuori un interessante ritratto sia della professione del traduttore letterario, sia proprio di questa relazione molto intima che si instaura in realtà tra i traduttori e i loro autori, i propri autori.